Ilaria è in buone condizioni. Le prime parole del console italiano a Jeddah, dopo aver visitato la 23enne hostess di Resana in cella, hanno aperto uno spiraglio su una vicenda complessa, ancora tutta da definire. La giovane, arrestata a inizio maggio, ha firmato il mandato per avere avvocati locali consigliati dal consolato così da potersi difendere dalle accuse che le vengono mosse. Accuse che lei stessa per prima rigetta. Si tratta di possesso e consumo di droga. L'imputazione tuttavia non è stata ancora formalizzata ed è proprio questo uno degli aspetti su cui sta insistendo la Farnesina. Ilaria sarebbe stata fermata durante un controllo a una festa in villa. Sarebbe stata l'unica donna, forse perché non araba, a essere perquisita da alcuni uomini armati in borghese, un'azione molto invasiva, tanto da pensare nei primi momenti a una rapina. Secondo una ricostruzione circolata nelle ultime ore, la ragazza avrebbe avuto con sé uno spinello nascosto nel reggiseno. La mamma, Marisa Boin, e i familiari restano convinti che si tratti di un grosso equivoco. Ilaria, assicurano, non ha mai fatto uso di droghe. La notizia che la ragazza sta bene ha sollevato i genitori e la sorella. Chiaramente rispetto all'altro giorno un po' meglio, nel senso che almeno hanno notizia che la figlia è là, adesso chiaramente aspettano ancora notizie diverse, però che venga a casa, visto che non è accusata di nulla, sembra che ci sono tante voci, tante accuse, ma io direi che forse c'è, come avevamo detto all'inizio della vicenda, forse c'è un grande equivoco. La famiglia è in contatto costante con la Farnesina e del caso si stanno occupando anche l'ambasciata italiana a Riyadh e la Avion Express, la compagnia lituana per cui lavora la 23enne. La mobilitazione del governo italiano fa ben sperare per la liberazione della giovane hostess. È veramente un interesse importante da parte delle nostre istituzioni, quindi dobbiamo aver fiducia su di loro. Secondo me si sta lavorando, magari si sta lavorando probabilmente anche sotto traccia, senza pubblicizzare la cosa, però si sta lavorando per riportare Ilaria a casa, che è quello che vogliamo noi, lo vogliono i familiari, lo vogliono tutti quanti.